La ripresa c'è, ma le incognite non mancano e il settore artigiano ora lancia l'allarme. Dopo i mesi più duri di emergenza coronavirus vissuti lo scorso anno, il 2021 sta portando con sé un rinnovato ottimismo. Dall'edilizia alla metalmeccanica, il comparto appare in risalita anche nel territorio, in un trend che ricalca quello nazionale. Eppure, parallelamente, gli artigiani non possono essere del tutto tranquilli. A preoccupare un settore che in Veneto può contare su quasi 125.000 imprese, 25.000 di queste solo a Padova, e 323.000 addetti, di cui 64.000 in provincia, sono soprattutto due: il rincaro delle materie prime da un lato e la loro carenza dall'altro. Un andamento che ancora risente del lockdown della primavera 2020 e delle restrizioni adottate a livello nazionale, e non solo, per contrastare il diffondersi dei contagi. A pagarne le maggiori conseguenze è stato il nord-est, dove, secondo i dati elaborati da Confartigianato, l'aumento dei prezzi delle materie prime sulle micro e piccole imprese pesa per il 3,3% del prodotto interno lordo. Solo in Veneto, la regione più penalizzata, l'impatto sale al 3,6% del PIL. Rischia di essere una batosta per i bilanci delle aziende, soprattutto le piccole e medie, che in alcuni casi devono rinunciare a lavorare sia per il prezzo troppo elevato delle materie prime, sia per la difficoltà a reperirle sul mercato. Su questo purtroppo lo Stato sta mettendo anche un'ulteriore difficoltà, perché sembra che alcuni bonus non vengano prorogati con la stessa percentuale. Parliamo ad esempio del bonus facciata, sembra che dal 90% lo portino al 60%. Questo impone una riflessione da parte di molti committenti, soprattutto nei condomini, dove lì si trovano famiglie che hanno le possibilità, altre che invece non hanno per niente possibilità. Non solo però, a mettere ancora più in difficoltà le aziende è pure la carenza, in alcuni casi drammatica, del personale, e anche su questo il settore ha una domanda chiara e precisa da rivolgere al governo. Perché continua a insistere sul reddito di cittadinanza? Su questo noi siamo completamente contro, anzi ci sembra un modo per andare contro le imprese, per andare contro l'occupazione, per andare contro quello che è il benessere dell'Italia. Insomma, se da un lato la situazione può dirsi decisamente migliorata rispetto agli scorsi mesi, dall'altra ancora non si può parlare di ripresa al 100%. Gli artigiani comunque guardano con fiducia al futuro e sperano, una volta risolti anche gli ultimi intoppi, di potersi lasciare tutto alle spalle. Stanno lavorando tutti, più o meno tutti, per cui insomma io mi auguro che attraverso queste nostre continue dichiarazioni si possa arrivare a quello che è veramente la realtà, e che il governo rappresenti la realtà, che è il bene delle imprese e della società, perché nel momento in cui tutti lavorano io penso che si stia bene, che non ci siano problemi economici e che quindi ci sia anche una soddisfazione nella società.